La Sicilia godereccia di mezzo agosto brucia nell'isola trasformata in un grande rogo. Un po' il ritorno delle alte temperature, un po' la stupidità dell'uomo fanno registrare un'impennata di roghi distribuita in maniera quasi uniforme su tutta l'isola. E così il tran tran del Ferragosto con il bagno a mare, il pranzo sulla spiaggia, la bevuta con gli amici è stato interrotto dalle sirene dei pompieri che assieme alla forestale hanno dovuto fare gli straordinari. A sera gli addetti allo spegnimento degli incendi ne hanno contati 16 quelli in corso, 3 nell'Agrigentino, 2 nel Nisseno e nel Messinese, 5 nel Catanese, 1 rispettivamente nel Palermitano, nel Ragusano e nel Siracusano e 1 nel Trapanese. Quasi si trattasse di una sorta di par condicio dell'incendio di Ferragosto. Nell'Agrigentino il fuoco è divampato ad Aragona, in contrada Aranciteddi, e a Sciacca, in contrada Saraceno, nel Catanese ad Adrano, in contrada Luna, a Belpasso, nella zona del cimitero, a Calatabbiano. In quest'ultimo incendio è stato necessario l'intervento dei Canadair. Incendi anche nel Messinese, a Galatimamertino, in contrada Pritti, a Palermo, nel Monte Pellegrino, nel Ragusano, a Monterosso Alma, in contrada Gugni e nel Siracusano, a Monasteri di Sotto. Ancora una volta c'è più di un sospetto che ad appiccarli siano stati gli uomini, fuochi provocati per chissà quale motivo, o meglio, per quelle rivendicazioni sindacali legate proprio all'impiego dei forestali che vengono chiamati a spegnere gli incendi. E così in moltissime parti della Sicilia lo scenario è sempre lo stesso: fumo alto, fuoco tra gli arbusti e uomini disperati che dal basso e dall'alto si dimenano per evitare che tutto bruci. Sullo sfondo le spiagge agostane che brulicano di turisti e vacanzieri con gli ombrelloni in fila, i bracieri e le buste della spazzatura accatastate alla faccia delle ordinanze che categoricamente vietavano gli assembramenti al mare, una prassi che succede da decenni e che puntualmente viene disattesa. Per onore di verità c'è da dire che di quel mare vietato a Ferragosto le amministrazioni per i restanti 364 giorni l'anno se ne sono altamente fregati, nascondendo l'incuria e il degrado che da decenni caratterizzano i litorali siciliani. Potrebbe essere stato un razzo, uno di quelli usati sulle barche per le emergenze, a causare l'incendio di stanotte sul promontorio Monte Pellegrino di Palermo. Il condizionale è d'obbligo fino a quando non verranno ultimate le indagini, ma il sospetto concreto è che si sia trattato di un gioco finito male. Un razzo che sarebbe stato lanciato tra l'altro da via Bonanno, la strada che porta poi a Monte Pellegrino. Le fiamme si sono alzate subito dopo mezzanotte e hanno offerto a una città attonita un'immagine che ha riaperto le ferite della paura dopo il grande incendio del 24 e 25 luglio scorsi. Anche l'orario lascia pochi dubbi: a mezzanotte si festeggiava l'inizio del Ferragosto ed è probabile che il razzo sia stato lanciato proprio in concomitanza di quell'ora. Le condizioni climatiche, tra l'altro, non agevolavano lo scoppio di incendi. La notte scorsa a Palermo c'erano 26 gradi e non tirava forte vento. Altre fonti avvalorano la tesi del razzo: intorno a mezzanotte una striscia di fuoco proveniente dal mare sarebbe passata proprio sopra il comando falde della forestale. Non è escluso che la scia luminosa vista possa essere un fuoco d'artificio. È stata quindi una notte di battaglia per i vigili del fuoco, che in poche ore hanno dovuto domare un incendio che nel giro di poco è divenuto sempre più vasto. Le fiamme hanno anche lambito il castello Ottuveggio, uno dei simboli della città. Se fosse stato colpito dal fuoco sarebbe stato un colpo pesantissimo. Anche nel 2021 Monte Pellegrino fu vittima di un altro incendio dai contorni molto simili. A causare il rogo nel monte che sovrasta il capoluogo furono i fuochi d'artificio dei tifosi del Palermo, esplosi durante una partita tra il Rosanero e l'Avellino. L'aeroporto di Fontanarossa chiude e il prezzo dei biglietti prende il volo. Oltre al disagio per partenze e arrivi cancellati o riprogrammati, a gravare sulle condizioni dei passeggeri ci si mette pure il caro voli. Questa famiglia di Ravenna, il cui volo programmato per ieri è stato cancellato, non sa come tornare a casa. Ci hanno dato la prima data, il 18, come data disponibile, solo che mia moglie e mia figlia hanno degli impegni domani, quindi stiamo cercando di capire come fare. Molto probabilmente noleggeremo una macchina e torneremo in macchina. Avete visto anche i prezzi più o meno? I prezzi sì, i prezzi sono esagerati, i prezzi vanno dai 500 euro a persona in su.
ovviamente i prezzi sono lievitati a causa dell'eccesso della domanda. Sui voli di alcune compagnie non ci sono posti disponibili fino a giovedì o venerdì. Se il posto si trova, questi sono i prezzi. Un volo diretto Catania-Milano il giorno di Ferragosto costa tra i 400 e i 548 euro. Stesso prezzo anche per il giorno successivo. Per un volo Catania-Roma il motore di ricerca, viste le tariffe, suggerisce direttamente di spostarsi in treno, i cui costi sono decisamente più abbordabili. Questo ragazzo è rientrato questa mattina da Malta e ci racconta la sua odissea. Un disagio totale, ci hanno avvisato all'ultimo momento e poi abbiamo dovuto prenotare catamarano, autobus per arrivare qua oggi. Prima hanno spostato il volo alle 23:20 e poi hanno comunicato che il volo era stato cancellato. L'Etna già c'è stata e ci sarà sempre. È possibile che un aeroporto così grande, mondiale, non si riesce ad organizzare per far volare gli aerei? Nessun problema per i passeggeri il cui volo era in programma per oggi. Ci è andata bene, siamo stati fortunati. Okay. Tutto perfetto, dobbiamo arrivare oggi, quindi tutto ottimo. Dopo gli ultimi eventi, chi riesce a partire tira un sospiro di sollievo. Stop ai trasferimenti di migranti a Porto Empedocle, lo ha deciso il prefetto di Agrigento Filippo Romano dopo le tensioni e i disordini registrati ieri sera tra gli extracomunitari che chiedevano di mangiare. Oltre 1000 quelli accampati alla meno peggio fra gazebo e la tensostruttura, troppi per un comune attrezzato a riceverne poche centinaia. Dopo le tensioni di ieri sera, quando si è temuto che potesse scoppiare una rivolta, il prefetto ha deciso di sospendere gli spostamenti con i traghetti di linea da Lampedusa. Per alleggerire gli animi, oggi il prefetto ha organizzato una partita di pallone. A fare il tifo dietro le transenne che delimitavano il campo proprio i migranti in attesa di essere trasferiti. Viceprefetto Gabriele Barbaro, dopo il match calcistico, li ha rassicurati spiegando loro che domani la maggior parte lascerà Porto Empedocle e verrà trasferita in tutta Italia. Poi la distribuzione dei pasti fatta da operatori e volontari della Croce Rossa, che è avvenuta senza intoppi né proteste. La prefettura cerca inoltre di accelerare la realizzazione di un hotspot in contrada caos. Intanto si allunga la lista dei morti nel corso delle traversate dal Nord Africa alla Sicilia. Un ragazzo egiziano è morto per aver esalato benzina mentre era su un barcone carico di migranti che stava facendo rotta verso Lampedusa. Il gruppo di profughi è stato recuperato dalla Guardia Costiera, che ha trovato anche il cadavere del giovane. I 36 migranti a bordo trasferiti a Lampedusa saranno sentiti dagli investigatori nelle prossime ore. Intanto sull'isola sono proseguiti gli sbarchi. 7 i barchini, tutti partiti da Sfax in Tunisia, che sono stati soccorsi. Al momento all'hotspot vi sono 1897 ospiti, fra cui 170 minori non accompagnati, e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato il potenziamento del sistema delle espulsioni, soprattutto di persone che si sono rivelate pericolose. C'è chi l'ha trascorsa in tenda, violando le disposizioni della stragrande maggioranza dei comuni, chi si è accontentato di un sacco a pelo, un ombrellone e qualche coperta. Anche quest'anno Ferragosto ha richiamato sulle spiagge della Riviera Ionica migliaia di giovani per trascorrere la notte all'insegna della goliardia dei canti e dei balli. Nessun falò però su questo aspetto, è stato stringente il controllo delle forze dell'ordine. Gli occhi erano puntati sul litorale torminese, da Spisone a Mazzeo, da Villagonia all'Isola Bella, per il primo Ferragosto da sindaco di Cateno De Luca, che aveva annunciato blitz mattutini all'alba per stanare chi infrangeva le regole, e così è stato. De Luca alle 5 di questa mattina ha iniziato la sua diretta su Facebook per testimoniare lo stato delle spiagge torminesi insieme ai componenti della sua giunta e alle forze dell'ordine. Qualche momento di tensione si è registrato solo a Mazzeo, dove è stato necessario l'intervento della polizia per calmare gli animi di chi non voleva smontare la tenda e si è scagliato contro lo stesso De Luca, pretendendo di lasciare tutto com'era per la giornata di oggi. Se non vengono più è meglio, perché se queste sono le condizioni, vedete, qua pure il fornello ci sarà. Benissimo, no, ora facciamo lo sgombero totale, così la finiamo con questo spirito. Che cosa? Siamo venuti alle 5:30 per avvertirvi. Bene, voglio che sgomberate, semplicemente questo. Bene, fallo. E sono bravo. E infatti rendetela pubblica e togliete quello schifo. Cominciamo da qua. Chiaro? Va bene, stronzo, benissimo. Venite qua. Cominciamo con questo primo scaltro. Venite qua. Identifichiamolo, forza. No, togliete, perché vi aspetto che mi alzi le mani questa specie di soggetto. Aspetto che mi alzi pure le mani. Forza! Perché non mi alzi le mani? Sentiamo.
Spiagge però alla fine tutto sommato lasciate pulite dagli stessi avventori in tutta la riviera ionica, dove già dalle prime ore del giorno gli operatori delle società di raccolta rifiuti erano al lavoro per il ritiro dei rifiuti e la pulizia dei tratti di spiaggia. Nemmeno l'occhio elettronico intimorisce gli incivili. Questo è il cancello del centro comunale di raccolta di via Carrubazza. Siamo a Lentini, nel siracusano. Una situazione diventata intollerabile per i residenti della zona che ci hanno segnalato la presenza di rifiuti di ogni tipo. Un divano, mobili, ma anche pezzi di auto. Questo è quel che resta di uno sportello, ma c'è anche una visiera dello scooter. Tra i sacchetti abbandonati anche una bambola. Eppure il cartello con gli orari di apertura dell'ecopunto è abbastanza chiaro. Nonostante ciò, gli incivili continuano a non rispettare le regole. Nel bordo strada limitrofo al centro di raccolta ci sono rifiuti domestici sparsi dappertutto, anche qualche decina di metri più avanti. Come ci scrivono i telespettatori della zona, lo scenario non cambia. A Catania dopo la cena era il buio. Un nostro telespettatore ci segnala che nella centrale piazza Lincoln, via Renato Imbriani e Guardia della Carvana, da ieri sera è pericoloso per i passanti a piedi e per gli automobilisti. Stessa situazione nel corso delle province. L'illuminazione è totalmente spenta, solo i fari delle macchine stanno illuminando e poi ovviamente le insegne dei negozi, però come potete vedere la situazione è totalmente assente, illuminazione assente. Guardate i pali dell'illuminazione. A Ferragosto, scrive il nostro telespettatore, è difficile che intervengano le squadre del comune per riparare le centraline elettriche del quartiere. Abbiamo sentito l'amministrazione che si è impegnata a segnalare il guasto a Enel Sole, questo per accelerare i tempi. Facendo la richiesta direttamente al comune, dicono l'inserimento nel sistema allunga l'attesa per gli utenti. Intanto, per i residenti, si prospetta un'altra sera al buio. Vi ricordiamo che il 342 74 55 005 è sempre a vostra disposizione per quello che non funziona nelle vostre città e la rubrica è Ditelo al vostro TG. Ferragosto di riposo per Catania e Messina, un po' meno per i dirigenti dei due club di Serie C, impegnati con obiettivi stagionali diversi a completare i rispettivi organici. Il Catania si ritroverà domani pomeriggio a Ragalna per la ripresa della preparazione prima del trasferimento al Massimino. Sul mercato la priorità è l'attaccante e da Pescara filtra l'interesse per Luigi Cuppone, 26 anni, 30 gol negli ultimi 3 tornei con Casertana, Potenza e Pescara. Punta centrale che ama svariare, Cuppone nella lista rossa-azzurra, che comprende anche un difensore centrale. A giorni previste novità, soprattutto per completare il reparto avanzato. Appuntamento domani anche per il Messina che dopo il ritiro in Sila lavorerà a Bisconte. Quasi definito l'arrivo del giovane terzino sinistro Giorgio Brogni, in prestito dall'Atalanta. Per il centrocampo sfumato provenzano è vicino il palermitano Francesco Ardizzone, l'ultima stagione tra Turris e Lecco, mentre per l'attacco dopo un primo rifiuto Vincenzo Plescia è tornato d'attualità, in alternativa Gabriele Bernardotto del Crotone.